Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il racket colpisce ancora a Palermo, nel mirino un bar dello Zen, trovata una bottiglia di benzina con la cifra del pizzo. A Favara, nell'Agrigentino, incendiata una decina di macchine della concessionaria Vitauto. A Messina, condannati gli estorsori della Cosedil. Catania, al setaccio la zona di Trappeto Nord dopo la sparatoria di giovedì scorso tra bande di giovanissimi in manette, 4 spacciatori in via Capopassero. Nuovo sequestro per truffa. L'imprenditore Giuseppe Piraino aveva denunciato più volte le richieste di pizzo a Palermo. A ottobre gli erano stati confiscati beni per più di 3,5 milioni di euro. Continuano a bruciare i boschi di Montagna Grande nel Trapanese. L'incendio in corso da sabato scorso ha divorato ettari di vegetazione. Il presidente Schifani convoca gli imprenditori balneari che hanno subito i danni del ciclone Harry e promette che nessuna richiesta di rimborso rimarrà inevasa. Aria irrespirabile nella zona del petrolchimico di Priolo e allarme. Domani vertice in prefettura, la regione al lavoro per la tutela della salute dei cittadini. Calcio, il Catania a caccia del nuovo allenatore. Salgono le quotazioni di De Giorgio, scendono forse in modo definitivo quelle di Caserta. Ancora buonasera. Nuova intimidazione mafiosa allo Zen, distrutta una vetrata del bar Cherie ed è stata lasciata una bottiglia di benzina con su scritto 5.000 euro, la cifra del pizzo. Gli arresti recenti dunque non hanno fermato la macchina del racket a Palermo. Il servizio di Marco Gullà. Nonostante gli 8 fermi eseguiti giovedì scorso e la visita a Palermo del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non si fermano le intimidazioni nella zona di San Lorenzo e Tommaso Natale. Questa volta nel mirino è finito il noto Bar Cherie, situato allo Zen, in via Ignazio Mormino, di fronte al velodromo. Nella notte ignoti hanno lasciato davanti all'ingresso dell'attività alcune bottigliette contenenti benzina e un messaggio con la scritta 5.000 euro. Inoltre sarebbe stato fatto esplodere un petardo che ha danneggiato una delle vetrate del locale. Quello avvenuto nelle ultime ore è solo l'ultimo di una serie di episodi che stanno interessando l'area di San Lorenzo, Tommaso Natale e dello Zen, ma anche i comuni di Isola delle Femmine, Capaci e Carini. Proprio giovedì scorso era stato colpito il deposito di Sicily by Car, dove un incendio doloso ha distrutto 11 mezzi. Si tratta del terzo attentato in 3 mesi ai danni dell'imprenditore Tommaso Dragotto, al quale è stata nel frattempo assegnata la scorta. Notte di fuoco a Favara, nell'Agrigentino. Un devastante incendio ha distrutto una decina di auto nella rivendita Vitauto in contrada Petrusa. Danneggiati anche gli uffici. Carabinieri che esaminano le immagini delle telecamere di videosorveglianza indagano sull'ipotesi di un attentato del racket. Il servizio di Davide Sardo. Indagini serrate dei carabinieri per fare luce sul maxi incendio che nella notte ha devastato la rivendita di auto Vitauto lungo la strada statale 122 in contrada Petrusa a Favara, nell'Agrigentino. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire le fasi che hanno preceduto il rogo e verificare eventuali presenze sospette. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio c'è quella dell'attentato incendiario. Le fiamme hanno avvolto l'attività commerciale, distruggendo una decina di vetture e danneggiando anche un prefabbricato adibito a ufficio. L'allarme è scattato nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri della tenenza di Favara e del nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini. La rivendita appartiene a un commerciante favarese che, secondo quanto emerso, in passato era già stato vittima di un episodio analogo. Il Tribunale di Messina ha condannato in primo grado 3 imputati accusati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della ditta Cosedil dell'imprenditore Gaetano Vecchio, ex presidente di Confindustria Sicilia. Secondo l'accusa, dal carcere sarebbe partita una richiesta di 250.000 euro come messa a posto per i lavori nel cantiere di Fondo Fucile. Condannati Salvatore Majorana e Giuseppe Surace a 7 anni e 4 mesi, Giovanni Aspri a 6 anni e mezzo di carcere.
Adesso a Catania, dopo la sparatoria a Trappeto Nord, arretata della polizia nella zona di via Capopassero, una delle piazze di spaccio più attive della città, sono stati 4 gli arresti e numerosi sequestri di droga. Il servizio di Simona Mazzone. Al setaccio il quartiere di San Giovanni Galermo fino alla zona di Trappeto Nord, con un'operazione interforze straordinaria di controllo del territorio ad alto impatto, dopo la sparatoria di qualche giorno fa in piazza Beppe Montana a Catania, in cui sono stati sparati circa 30 colpi. In particolare le forze di polizia si sono concentrate nella zona di via Capopassero, una delle piazze di spaccio più attive della città. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, impegnati con 83 unità, hanno arrestato 4 persone per detenzione e spaccio di droga, 5 i denunciati, mentre sono state eseguite sanzioni per oltre 51.000 euro, soprattutto per effrazioni al codice della strada, assenza di patente in molti casi mai conseguita, mancanza di assicurazione o revisione, guida senza casco e uso del cellulare alla guida. In particolare, grazie all'unità cinofila, sequestrate 350 dosi di marijuana e 4 confezioni di Vax, la nuova pericolosa droga indirizzata soprattutto ai giovanissimi. Trovati anche quantitativi di cocaina e crack. Nel corso dei controlli sequestrate anche diverse armi. Si è conclusa con l'arresto la fuga di un 19enne di Licata che nei giorni scorsi era riuscito a sottrarsi a un controllo abbandonando un marsupio contenente una pistola calibro 7,65 con matricola Brasa e 2 caricatori pieni di munizioni. Dopo alcuni giorni di irreperibilità il giovane è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Agrigento. Adesso torniamo a Palermo per la truffa al superbonus, nuovo sequestro da 700.000 euro per l'imprenditore che denunciava il racket Giuseppe Piraino, soldi trasferiti sul conto della moglie. A ottobre era stato destinatario di un altro provvedimento di oltre 3,5 milioni di euro. Il servizio sempre di Marco Gullà. Nuovo sequestro da circa 700.000 euro per Giuseppe Piraino, l'imprenditore palermitano e la società di cui era rappresentante legale lo scorso ottobre erano stati destinatari di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione dei crediti inesistenti sul superbonus. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una donna palermitana. La donna ha raccontato che la società che si era aggiudicata i lavori di rifacimento della facciata del suo palazzo non aveva mai portato a termine le opere. La ditta, che fa capo a Piraino, la Mosina Costruzioni, si sarebbe limitata a montare i ponteggi e poco altro. Piraino dunque non avrebbe mai maturato il credito d'imposta a seguito della cessione da parte del condominio e inoltre avrebbe trasferito parte dei soldi nei conti della moglie. L'imprenditore però ai nostri microfoni replica così: nessuno ha nascosto fondi, nessuno ha nascosto conti correnti, nessuno, secondo la mia opinione, ha commesso delle distrazioni fatte per rubare soldi. Questo sia ben chiaro sia alla polizia giudiziaria sia anche a chi sta facendo le indagini. Stiamo facendo opposizione, abbiamo messo a disposizione della polizia giudiziaria fin da subito tutti i miei documenti, tutti i miei fondi, tutte le mie proprietà a disposizione. Se avessi voluto distrarre fondi sicuramente non li andavo a mettere su un conto corrente legato a un mio parente così vicino e sicuramente non avrei fatto qualcosa di così clamoroso. Giuseppe Piraino, imprenditore divenuto simbolo della città che si ribella al racket, ha anche fatto arrestare alcuni mafiosi riprendendo con una telecamera nascosta la richiesta di pizzo. Nell'ultimo blitz antimafia, invece, che ha portato all'arresto di Galatolo e altri boss dell'Arenella e Acquasanta, è emerso che molti imprenditori cercavano proprio Cosa Nostra per fare affari e avere protezione. Un treno regionale partito da Caltanissetta e diretto a Catania si è scontrato nel pomeriggio con un furgone nei pressi della stazione ferroviaria di Imera. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bambino di 3 mesi. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una donna di 63 anni, trasferita in elisoccorso all'ospedale Saltelia di Caltanissetta. Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe superato il passaggio a livello mentre era in arrivo proprio il treno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria, i carabinieri, il personale del 118 e anche i tecnici delle ferrovie.
3 agrigentini, 2 uomini e una donna, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata, estorsione e furto. I 3 avevano preso di mira un ultrasettantenne diventato il loro bersaglio nelle incursioni notturne con la forza in casa dell'uomo. Lo hanno minacciato di morte, aggredendolo fisicamente per derubargli i soldi. I carabinieri hanno ricostruito anche un'estorsione con la modalità del cavallo di ritorno, rubando i documenti di identità dell'anziano. I 3 glieli avrebbero ricostruiti consegnati solo dopo il pagamento di un riscatto. Adesso ci spostiamo a Montagna Grande, nel Trapanese, dove sono intervenuti Canadair, 3 elicotteri della Forestale e uno del SAR, dell'Aeronautica Militare, a terra, uomini e mezzi della Forestale, perché è in corso da sabato scorso un incendio che sembrava essere stato domato, ma invece ha ripreso vigore proprio oggi. Il servizio di Laura Spanò. Sono visibili fino a Trapani e anche oltre le colonne di fumo che ancora una volta si alzano da Montagna Grande, da quel che rimane di uno dei polmoni verdi del Trapanese divorato da oltre 3 giorni di fiamme. L'emergenza non è infatti rientrata, sembrava che fosse già tutto distrutta, invece poco prima delle 13 è ripartito il fuoco. L'incendio, ripreso dalle telecamere di SOS Valderici, ha fino ad ora bruciato un'area di 34 km, toccando 4 comuni. Le fiamme hanno ripreso vigore sul bruciato, sui tronchi, ma cosa ancora più grave, sta bruciando anche quella piccola porzione di bosco che era rimasta indenne dal fuoco che in questi 4 giorni ha divorato la montagna. Vista la situazione che si è aggravata nel giro di poche ore, sono arrivati in soccorso 3 Canadair e 3 elicotteri della Forestale e un elicottero dell'Aeronautica Militare di Stanza Birgi che hanno effettuato numerosi lanci di acqua dove il fuoco ha ripreso la sua opera di devastazione. A terra al lavoro ci sono anche squadre della Forestale a supporto con svariati mezzi. Ora veramente c'è da chiedersi cosa non è stato fatto tanto da permettere al fuoco di riprendere in questo modo così violento. Adesso parliamo del ciclone Harry. Il presidente della regione Renato Schifani rassicura le associazioni dei balneari che ha riunito a Palazzo d'Orléans dicendo che non rimarrà fuori nessuno dai ristori perché la regione farà la sua parte. Il servizio di Tonino De Mana. Sui ristori per il ciclone Harry la regione siciliana farà la sua parte. Le rassicurazioni arrivano direttamente dal governatore Renato Schifani nel corso della call convocata con il presidente dell'Associazione Turistica Balneare Antonio Firullo, il capo di gabinetto Salvatore Sammartano, l'assessore al territorio e ambiente Giussi Savarino e il direttore generale dell'IRFIS Giulio Guaiano per approfondire le criticità segnalate dalle imprese in merito al secondo bando di sostegno destinato alle attività colpite dal ciclone Harry. Altre 40 richieste di ristoro saranno approvate da IRFIS nei prossimi giorni e si aggiungono alle 40 già evase. Nessuno sarà lasciato fuori, ha sottolineato Schifani, confermando la volontà del suo governo di velocizzare e semplificare le procedure di risarcimenti e ristori. Per quanto riguarda il SAL, ovvero lo stato di avanzamento lavori, si conferma che le spese già sostenute a decorrere dalla data dell'evento calamitoso del gennaio scorso saranno rimborsate alla firma del contratto con il primo acconto. Nel corso dell'incontro è stata affrontata anche la questione legata alla certificazione prefettizia antimafia. A Marsala, attesa per i risultati dell'analisi dell'aria per l'eventuale revoca della blindatura di porte e finestre delle abitazioni, tenute spenti i condizionatori nel raggio di 2 chilometri dall'azienda dove l'incendio divampato ha mandato in fumo materiali di plastica. Sentiamo il servizio. Chiusi in casa con porte e finestre serrate e il divieto di accendere i condizionatori, una situazione al limite, quella con la quale dovranno fare i conti quanti abitano alla periferia a sud-est di Marsala, dopo l'incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì scorsi alla Sarco, azienda che si occupa della lavorazione e trasformazione di vetro e metalli. Il rogo ha infatti riguardato anche sostanze plastiche diffondendo nell'aria fumi neri e probabilmente tossici. L'ordinanza del sindaco Andreana Patti, in vigore fino al 25 giugno, intima di tenere chiuse le porte, le finestre di abitazioni, uffici e luoghi di aggregazione e disattivare gli impianti di climatizzazione dell'aria.
Con il caldo di questi giorni sarà un vero inferno. In queste ore si è in attesa degli esiti delle analisi affidate all'ARPA Sicilia. Il provvedimento è rivolto a residenti, esercenti, datori di lavoro, lavoratori e a chiunque a qualsiasi titolo si trova nel raggio di 2 chilometri dall'azienda andata a fuoco. Vietate tutte le attività all'esterno. Le conseguenze dell'incendio colpiscono anche gli allevatori della zona con il divieto di pascolo e la sospensione della vendita del latte. Numerose aziende zootecniche si troveranno così ad affrontare nei prossimi mesi una situazione difficile. In tanti si stanno già attivando per avviare le procedure assicurative finalizzate al risarcimento dei danni. Continuano i forti odori di idrocarburi nell'area del petrolchimico di Priolo, residenti spaventati, alcuni sono rassegnati. Il presidente della regione al lavoro per la tutela della salute dei cittadini, l'ARPA, è sul posto per i monitoraggi. Domani in prefettura a Siracusa una riunione per definire le misure immediate. Il servizio di Francesco Aloi. E la cosa peggiore è che ormai ci stanno abituando, come le famose finestre di Overton. Le centraline dell'ARPA ne monitorano costantemente la qualità, ma attorno al petrolchimico del Siracusano l'aria è sempre più irrespirabile. Noi oramai qua a Priolo siamo quasi abituati. La gente di Priolo Gargallo è stanca, come lo è chi abita negli altri comuni dell'area industriale. Ma è qui che si registrano più disagi. Delle mie compagne sono pure sentite male una mattina, una mia compagna è svenuta, noi chiamate pronto soccorso, il 118, c'era chi sanguinava dal naso. C'è chi avverte bruciore agli occhi con tosse e vomito, ma ci sono anche gli effetti ben più gravi. Da queste parti tutti conoscono almeno una persona che lotta contro il cancro. Purtroppo ognuno di noi ha un parente o un amico malato di cancro e questa è la brutta verità, ne abbiamo persi tantissimi nell'ultimo anno, possiamo dire che andiamo alla media di un funerale alla settimana. Intanto il 26 giugno a Melilli si riunirà la Commissione regionale ambiente con la presenza dell'assessore Savarino. Siamo al lavoro per nuove attività, per dare i soldi al libero consorzio e all'ARPA per aumentare i controlli nel territorio, ma soprattutto siamo al lavoro per intercettare la responsabilità e per capire da dove provengono questi odori nauseabondi. E domani pomeriggio alle 16:30 ci sarà un vertice in prefettura a Siracusa con i sindaci dell'area industriale ed ARPA. Adesso parliamo di una bambina che si chiama Noemi Maria, una neonata prematura che lascia l'ospedale di Enna in piena salute dopo 4 mesi di ricovero. Pesava, pensate, 600 grammi alla nascita, è stata sottoposta anche a un delicato intervento di cardiochirurgia. Il servizio. È nata prematura e pesava appena 600 grammi. Per questo motivo Noemi Maria ha trascorso i suoi primi 4 mesi di vita tra medici ed infermieri che hanno seguito passo passo ogni suo movimento. Il miracolo adesso è servito, così la piccola, nata il 20 febbraio scorso, ha finalmente lasciato l'unità di terapia intensiva neonatale dell'Umberto I di Enna. Dopo un percorso che l'ASP di Enna ha definito non semplice, Noemi Maria pesa adesso 2,7 kg e gode di buona salute. Negli scorsi mesi era stata sottoposta con successo ad un delicato intervento con la chiusura del dotto di Botallo eseguito dall'equipe del centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Soddisfatta la direzione dell'unità di terapia intensiva neonatale di Enna, che ha parlato di piccolo miracolo che dà senso al lavoro di medici e personale sanitario. Dopo le dimissioni, Noemi Maria verrà seguita dall'ambulatorio neurologico specializzato dell'Umberto I di Enna. Il Comune di Palermo aderisce alla rottamazione Quinquies, così i palermitani potranno pagare a rate e con lo sconto anche le cartelle esattoriali relative alle tasse locali arretrate. Il servizio di Maglio Viola. I palermitani potranno rottamare anche le cartelle relative a tasse e tributi locali e, quando ricorrono le condizioni di legge, anche le multe. Il Consiglio Comunale di Palermo ha infatti approvato la delibera che consentirà al Comune di aderire alla rottamazione Quinquies. Questa misura offrirà ai cittadini e alle imprese la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione attraverso condizioni agevolate, come previsto dalla normativa nazionale vigente. Toccherà adesso agli uffici avviare le procedure
procedure su disposizione della Giunta, che subito dopo emanerà il regolamento comunale e i tempi di attuazione. Si tratta di una opportunità per i palermitani che potranno regolarizzare appunto la posizione, ma anche per l'amministrazione comunale che potrà fare cassa, cosa particolarmente importante per un comune sottoposto a piano di rientro. Pioggia di commenti positivi alla scelta, ma intanto l'assessore al bilancio del comune, Brigida Laimo, annuncia che il Consiglio comunale sbarcherà presto anche un altro provvedimento che introduce la definizione agevolata anche sulle tasse locali. Di fatto nascerà così il dialogo diretto fra cittadino e amministrazione, che avvisa e tenta di risolvere il contenzioso prima che la tassa dimenticata o evasa diventi una cartella esattoriale. Adesso cambiamo argomento, parliamo di musica, parliamo di Francesco Gabbani che celebra 10 anni di carriera con un nuovo tour che il 27 giugno farà tappa alla Villa Bellini di Catania, il servizio di Desiree Ferlito. Essere o dover essere, il dubbio amletico. 10 anni di carriera celebrati sul palco, tra canzoni che hanno segnato un'epoca e nuove emozioni da condividere con il suo pubblico. Francesco Gabbani torna in tour e fa tappa anche in Sicilia con un unico appuntamento regionale in programma il 27 giugno alla Villa Bellini di Catania. Effettivamente il pubblico siciliano, in tutte le circostanze che insomma, ho avuto il piacere in cui ho avuto il piacere di incontrarlo, devo dire che mi ha sempre regalato un grande affetto, una grande carica energetica, vibrazionale proprio. In realtà ho iniziato a studiare chitarra con un siciliano, quindi una parte di Sicilia mi ha insegnato a suonare la chitarra, ecco. Cantautore raffinato, carismatico, capace di alternare riflessioni profonde e leggerezza. Questa proposta di riflessioni, no? Anche un po' che vanno a stuzzicare quello che è in un modo celatamente polemico il nostro modo di vivere. Un concerto che promette energia, coinvolgimento e quella capacità tipica di Gabbani di raccontare il presente con ironia, sensibilità e profondità. E dopo la musica di Gabbani noi ci fermiamo per una piccola pausa e ritorneremo subito dopo per parlare di calciomercato del Catania. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, parliamo del calciomercato del Catania. Tra i rossoazzurri tiene banco il nodo allenatore De Giorgio, già sondato varie volte dalla dirigenza, sale nelle quotazioni nell'indice di gradimento, scendono invece le quotazioni di Caserta. Ci spiega tutto Marco Carli. Il nodo allenatore è il tema in casa Catania. I tempi con Caserta sono diventati lunghi e quindi il candidato numero 1 fino a qualche tempo fa è sceso nelle gerarchie. L'accordo economico, inteso nella sua modalità fra fisso e variabile e nelle possibilità di separare le strade in futuro, è difficile da trovare. Difficile per non dire impossibile al momento, poi le strade del calcio restano infinite. A proposito di Caserta, a Empoli stanno valutando se tenerlo, ma intanto incontrano altri allenatori, fra cui quello che resta indicato come il favorito per la panchina del Catania, cioè De Giorgio, che porterebbe un calcio diverso, più propositivo e offensivo e con scelte tecniche, appunto tattiche, da condividere in toto con la società. A Catania ritroverebbe Varrà. Nel frattempo ha visto l'Empoli, come detto, e con il passaggio alla Juve Stabia di De Vito, anche lui ex Potenza come responsabile dell'area tecnica, c'è chi pensa che quello di De Giorgio potrebbe essere un nome per la panchina dei campani. Sarebbe in caso Serie B, ma a Catania il tecnico che ha vinto la Coppa Italia di Serie C a Potenza, società con cui si svincolerà dall'accordo che lo lega fino al 2027, i lucani stanno virando su Tisci, si ritroverebbe ad allenare nella categoria e nel girone che conosce, con un evidente upgrade per una piazza che tanti allenatori considerano da Serie A. I matrimoni si fanno in due, dunque passi ponderati e condivisione delle strategie. Diana e eventualmente Troisi o Turati restano fra le alternative. Da questa scelta, abbinata a quella già fatta con Varrà, dipende il futuro e il Catania sa di non poter sbagliare. Ci fermiamo, un'altra piccola pausa. Rientriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, dunque non ci resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata a tutti.
Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.